voy a hacer si todo está en mí para renacer? Tengo que cambiar este caminar. ¿Qué será de mí? Quiero ya estar bien. Siento colores fluir, encienden la llama. Buonasera a tutti, benvenuti al quinto e penultimo appuntamento di questa che possiamo chiamare la prima manche dell'edizione invernale del Grand Central Literary Festival, la rassegna di incontri con l'autore che anima i tardo pomeriggi mestrini. Questa sera, in perfetta sintonia con il clima dei mondiali di calcio, presenteremo anche un libro che in realtà è la terza raccolta di racconti polizieschi scritta da Guido Vianello, l'autore protagonista di questo incontro che è seduto qui alla mia sinistra. Dico che siamo in clima mondiali per fare una concessione anche agli sportivi seduti tra il pubblico, ma soprattutto perché proprio all'inizio del libro siamo in Marocco come ambientazione e questa sera avremo l'occasione di scoprire alcune cose sul Marocco, molte più cose di quelle che pensate. Lo faremo anche grazie ad Annalisa Bruni, qui alla mia destra, moderatrice della serata. Anche lei, come Guido, una vecchia conoscenza, possiamo definirvi entrambi così, vecchia conoscenza del festival, due persone che mi sostengono in questa impresa e che anche come altri mi aiutano con la loro presenza costante a tenere unite tutte le varie edizioni. Un saluto a chi ci segue da casa tramite la diretta sul gruppo Mestre Mia, che ringrazio per la collaborazione, e un buon proseguimento, un buon ascolto a tutti. Buona serata. Grazie Silvia. Buonasera. Non è la prima volta che presento i libri di Guido, ormai è un amico, insomma, e lo faccio sempre molto volentieri perché li leggo con piacere e con piacere ne parlo. Probabilmente molti di voi lo conoscono, però anche in ragione della diretta che quindi è in rete è bene fare prima un profilo dell'autore, se l'autore è d'accordo. Assolutamente, grazie. Allora, Guido Vianello è nato a Venezia ma vive a Mestre, quindi è a cavallo del ponte, insomma, tra terraferma e laguna. Ha una moglie e due figli, ha lavorato per una grande azienda di telecomunicazioni per più di 30 anni e di questi 30 anni 20 li ha trascorsi come dirigente, tu correggimi se dico inesattezze. Ha avuto l'onore nel 2015 di ricevere dalle mani del presidente Mattarella la nomina di maestro del lavoro della Repubblica, che è una bella cosa. Dal maggio del 2021 è componente dell'organo di amministrazione dell'Università Popolare di Mestre ed è molto attivo, organizza molte iniziative, corsi, quindi questo è veramente meritorio. E poi collabora anche con Mazzanti, che è il suo editore, che ha pubblicato i suoi libri e che è qui presente tra il pubblico, che salutiamo. Allora, veniamo ai libri. Possiamo dire che fondamentalmente Guido è un giallista, perché a parte Ancora un domani, pubblicato nel 2020, che è un libro di racconti, gli altri, compreso quello che presentiamo stasera, sono dei racconti polizieschi. Molto interessante è che Guido abbia scelto la forma breve e non il romanzo. Questa è una cosa che a me piace molto, perché io amo molto la forma del racconto, come qualcuno sa, e trovo che sia particolarmente efficace, particolarmente difficile e anche, soprattutto per trame gialle, scrivere tanti racconti invece che una sola trama dimostra anche una certa generosità e inventiva da parte di chi frequenta questa forma narrativa, perché ogni racconto ha una storia, deve avere una soluzione, no, al mistero, e quindi insomma di idee deve averne tante Guido. E lo vedremo. Allora, vediamo, diciamo i titoli intanto dei primi due libri: I racconti del commissario Silvestri, già qua cominciamo a conoscere almeno il cognome del nostro protagonista, e poi Indagini della Venezia metropolitana, e uno all'anno praticamente ne sforna il nostro Guido Vianello.
Complimenti, molto prolifico. E veniamo a quello che è appunto protagonista di questa serata, Amaro come la morte, le nuove inchieste di Biagio Silvestri, che era un commissario e in questo libro è stato promosso a vice questore. Vice questore aggiunto. Non sono molto esperta di queste cariche, comunque sei qui appunto per aiutarmi, sì, giustamente. Comunque vice questore. Allora, io comincerei come prima domanda proprio dal titolo, perché qualche giorno fa su Facebook uno dei miei amici mi ha chiesto: ma Amaro perché? Come la morte di chi? E quindi cominciamo a svelare un po' dal titolo qualche cosa di questo libro. Beh, grazie a Annalisa, grazie all'organizzazione e a tutti i presenti per la bontà di essere qui questa sera, e al mio editore Riccardo Mazzanti. E dunque, allora, intanto c'è da dire questa cosa, che una delle caratteristiche ricorrenti della narrazione di queste mie storie gialle è l'ambientazione, perché normalmente, almeno questo è stato in maniera direi quasi indifferenziata nei primi due racconti, l'ambiente è quello della Venezia metropolitana, cioè le storie gialle si svolgono all'interno della Venezia intesa come in senso allargato, della Venezia lagunare, della Venezia insulare e quella di terraferma. Questo libro ha una particolarità che un po' eccepisce a questo dato ambientale, nel senso che ci sono alcune vicende che sono ambientate in luoghi lontani, anche molto lontani, come quello del Marocco di cui si parlava stamattina. Ma perché è in Marocco questo vicequestore aggiunto? Perché, tra l'altro, questo racconto, questo titolo del libro è il titolo del primo racconto che apre un po' la narrazione. È in Marocco perché nell'ultima vicenda del libro precedente l'abbiamo lasciato a terra in una pozza di sangue, nel senso che è stato colpito da alcuni colpi di un malintenzionato e l'abbiamo lasciato là col suo ispettore inginocchiato, che non si sa bene che cosa, quale poteva essere l'esito. Se dovessi dire un piccolo segreto, o aneddoto che sia, diciamo che quella chiusura non rispondeva soltanto come dire, a un artificio letterario per coinvolgere di più l'attenzione e la tensione del lettore, ma rispondeva proprio anche a una mia incertezza personale, nel senso cioè che non avevo deciso se valeva ancora, c'erano ancora le condizioni per continuare, no? A scrivere di questi racconti. In pratica ho adottato una chiusura che mi dava il tempo di riflettere se continuare o meno a scrivere, se farlo guarire o lasciarlo purtroppo in una situazione di non efficienza ulteriore. Ho deciso di scriverlo e ho deciso di riprenderlo in una vicenda di convalescenza che si svolge proprio a Marrakech. Quindi il fatto che lui sia a Marrakech con la sua compagna di vita, Daniela, è legato a questo tipo di precedente. Naturalmente a Marrakech poi lui verrà comunque coinvolto in alcune vicende di tipo giallo che sono collegate alla malavita italiana, quindi ci sarà anche lì comunque gli estremi per un caso, per una storia da risolvere. Ma questo fatto di Marrakech, arrivo al titolo, perché un pochino arrivo al titolo, anzi lo dico subito in sostanza, lo dico subito e dopo però mi dico qualcosa a cui tengo particolarmente. Amaro come la morte è un proverbio tuareg che fa riferimento al tè alla menta. Il tè alla menta, voi sapete che è la bevanda tipica dell'ospitalità marocchina, e questo proverbio tuareg nel quale mi è capitato di imbattermi dice che il primo parlando del tè alla menta, che il primo bicchiere
è gentile come la vita. Il secondo è forte come l'amore e il terzo è amaro come la morte. Questa metafora, che è probabilmente fondata sulla permanenza evidentemente delle foglie in ammollo, in acqua, e quindi più rimane lì e più evidentemente muta il sapore della bevanda, della tisana o del tè, e quindi è però una grande metafora dell'esistenza, no? E mi è piaciuto tanto e ho voluto adottarlo anche perché aveva quel che di misterioso, in sostanza di non detto, che poteva essere di interesse per il lettore. Concludo questa risposta dicendo questa cosa che mi interessava molto. Amaro come la morte, il Marocco, due ragazze marocchine in copertina, tra l'altro è un quadro ad olio che è dipinto da una pittrice di mia conoscenza, perché è dipinto da mia moglie, qui si chiama Marinella Pasquali, che è qui presente, che si è prestata ad avallare questa mia velleità di scrittore con i suoi quadri, e perché questo libro è in realtà figlio della pandemia. Io l'ho scritto in larga parte, ho cominciato a scriverlo durante il lockdown, quindi in quella condizione che abbiamo conosciuto tutti di isolamento, no? di segregazione, anche gradevole, perché in famiglia, quindi voglio dire, niente di drammatico, però certamente molto diversa dai ritmi e dalle aspettative abituali che abbiamo nella nostra vita di tutti i giorni. In quel momento si è sviluppata quasi una mia, non so, una ipersensibilità. Tutto quello che mi succedeva fuori, che leggevo sui giornali, non so perché mi colpiva, mi veniva da un mondo lontano, da un mondo distante, mi colpiva più di quanto potesse essere abituale. Ed un episodio che mi ha molto colpito è successo nella primavera del 2020, quindi appena partito il lockdown. Era il 7 di aprile del 2020 e i giornali locali hanno riportato che due ragazze marocchine, due sorelle marocchine, hanno preso l'ultimo vaporetto, il Guardi per l'esattezza, che partiva da Punta Sabbioni verso Santa Maria Elisabetta. Erano le uniche passeggere a bordo e non sono mai arrivate, perché le hanno trovate il giorno dopo, annegate, vicino alle piattaforme, alle paratie del Mose, ed erano ancora mano nella mano. Sarà stato il lockdown, sarà stata la drammaticità intrinseca di questa vicenda, mi ha molto colpito, no? Poi ho seguito sulla cronaca, loro avevano scritto ai parenti dicendo che avevano il Covid, però voglio dire, purtroppo in molti avevano il Covid, no? Senza, per fortuna, che poi ci fosse un epilogo così definitivo e così drammatico. E allora mi sono fatto io un film, no? Mi sono fatto un film perché queste due giovani sorelle, tra l'altro una laureata, una pittrice, abitavano a Marghera, hanno fatto questa opzione, no? E da lì ho pensato di scrivere questo racconto che metteva al centro due giovani donne. Quindi attenzione, il racconto non è che è una proiezione di quello che riguarda quelle due povere ragazze, sono due altre giovani marocchine che però sono al centro di questa vicenda, che contribuiscono in maniera decisiva con la loro attività, con il loro orgoglio, con la loro persona a risolvere il caso, e che mi hanno in pratica dato l'opportunità di tradurre nel racconto questo evento, questo fatto femminile che mi aveva colpito moltissimo, cercando di dire qualcosa attorno alla mia visione della forza, dell'orgoglio delle donne, in questo caso africane. Posso leggere un pezzettino, forse, di questa... Certo, grazie.
trovo qui. Sì, eccolo qua. Dunque c'è Silvestri che è a Marrakech ed gira in una mostra fotografica. Il profilo piano, scusatemi, il primo piano delle due giovani donne aveva interrotto il suo girovagare tra i corridoi dell'esposizione. Solo il bianco e nero della foto d'epoca, rifletté, poteva far emergere in tal misura la mestizia luminosa di quegli sguardi intimamente solidali, cogliere il chiaroscuro contraddittorio tra la giovinezza fascinosa delle ragazze e l'inquieta malinconia che fuggiva dall'intensità dei loro sguardi. Alla maison della fotografia c'era entrato per caso, passeggiando nelle vicinanze dell'albergo, tra vicoli solitari e case di pietra rossa. Nella foto alle pareti che Silvestri ancora stava osservando, le due sorelle, le fattezze tanto simili del viso, lasciavano pochi dubbi sulla loro parentela. Indossavano vesti preziose e monili d'argento cesellato. La loro eleganza sembrava suggerire l'intervento cromatico di un pennello d'artista, di certo rimandava ad una elevata condizione sociale. Accanto c'erano altre immagini al femminile, volti e momenti, spiegava il cartello all'ingresso della sala, colti tra le figlie delle terre di sud-est, nel Marocco delle oasi e delle dune, proteso verso il mistero del grande deserto. A lui sembrò che quelle pose, scattate nel secolo precedente in un ambiente così lontano e inospitale, riuscissero a affermare un carattere diffuso e persistente del percorso delle donne, perennemente in bilico tra le difficoltà di migliorare la propria condizione e le minacce di vederla d'un tratto regredire. Ecco, questo ho voluto metterlo, è un po' rappresenta in sostanza tutto questo insieme di pensieri che ho cercato di travasare in questo racconto. Grazie. Bene, allora già abbiamo avuto un assaggio di questo protagonista, no? Perché ogni giallista che si rispetti si crea un investigatore che diventa non solo protagonista di tutte le storie, no? Che l'autore si inventa e scrive, ma che ha anche un suo percorso di vita che si modifica, no? Nel corso dei libri, nel corso delle storie. E come Camilleri o come Lucarelli, insomma potrei fare 1000 nomi di giallisti. Ogni giallista, Simenon, insomma mettete chi volete, ogni giallista ha un suo investigatore, che può essere un commissario, può essere un investigatore privato, che però appunto continuamente ritorna nei libri e cresce insieme allo scrittore. Una cosa che mi è sembrata molto originale in Guido Vianello è questa, poi mi dirà se sbaglio. In genere gli investigatori, commissari, ispettori, investigatori privati, hanno un lato oscuro, hanno una macchia nel passato, sono personaggi che hanno un disagio profondo che fa di loro delle persone sofferenti in qualche modo, no? Invece Biagio Silvestri è una persona estremamente, secondo me, lineare, molto risolto, ecco, io lo leggo così, un personaggio risolto che ha un rapporto molto solido con questa compagna, che poi nel corso di questo ultimo libro sposerà. Sono due persone mature peraltro, non sono dei ragazzini, e ha degli interessi culturali molto sviluppati, appunto è andato a una mostra di fotografia, ma in altre situazioni lo si vede apprezzare l'arte, l'architettura, è una persona raffinata. Non è detto che altri investigatori, adesso non voglio dire creati da altri giallisti, non lo siano, però ecco, io in Silvestri non trovo questo lato oscuro, o emergerà nei prossimi libri oppure io non l'ho colto, e comunque in ogni caso secondo me questo aspetto è molto originale, ecco, fa di Silvestri un investigatore fuori dagli schemi del giallo, del poliziesco. Beh, ti ringrazio di questo stimolo che mi dai, perché in realtà io credo che questa osservazione ci rimanda un pochino
a dei profili che oggi possiamo rinvenire nel mondo degli investigatori, oggi peraltro molto popolato, perché il racconto giallo come pensa dire, a Manzini, no? Sì, molto diffuso, con Rocco Schiavone, anche lui, no? anche Marzenà, come pochi. Certo. Allora direi che una delle distinzioni che si può fare per cercare di comprendere un po' alcune tipologie di profilo di questi investigatori è quella tra la figura del, tra virgolette, eroe e la figura dell'antieroe, no? Dove la figura dell'eroe è, come dire, l'investigatore tutto d'un pezzo, non solo professionale ma anche, cioè, intuitivo, riflessivo, molto molto dotato dal punto di vista dei processi logici, diciamo, con cui elabora le cose che vede, ma anche molto saldo dal punto di vista morale, no? E dal punto di vista quindi dei valori della giustizia in cui crede, in cui si fa portatore. Viceversa c'è la figura dell'antieroe, che è una persona molto tormentata, che ha qualche ombra nella propria vita passata, qualche contatto anche, qualche relazione pericolosa per certi aspetti, no? Con il mondo del crimine che ha frequentato o più o meno marginalmente, con delle grandi angosce interiori e con un senso di cinismo e di distacco dalla giustizia che, come dire, lui segue più canoni di giustizia personale che non di giustizia collettiva, che non sarà mai conseguibile, perseguibile. Direi che le figure di Montalbano da un lato e le figure proprio di Rocco Schiavone dall'altro, prendo due figure che sono note anche perché veicolate dal mezzo televisivo, possono rispondere a questi due. Anche Montalbano ha un lato oscuro però, Montalbano, nei confronti delle donne. Montalbano, l'ho detto anche recentemente, mi ha deluso enormemente, io sono stato anche ripreso per questa cosa, mi ha deluso nelle ultime puntate perché si comporta con Livia, anzi con Levia, come dice lui con l'accento siciliano, in maniera assolutamente vergognosa. Io l'ho detto, qualcuno mi ha detto ma lei non può parlare male di Camilleri, è venuta fuori Camilleri non c'entra niente Camilleri, cioè, Camilleri ha scritto questa roba qua, si comporta malissimo, io non me lo sarei mai aspettato, ecco, però la vita è fatta anche di questo. Certo. Sì, al di là di questo aspetto qua, diciamo che insomma i due stereotipi un po' ci sono. Se dovessi parlare, vedere il mio come si colloca, allora certamente non è l'antieroe nel modo in cui l'abbiamo descritto, perché le cose che hai indicato tu sono reali, tutto sommato è un uomo professionale che crede nella giustizia, crede nei valori. È veneziano perché lui è nato in Riva de Biasio, per cui voglio dire il nome deriva dal fatto della casa, diciamo, dove abitavano i suoi genitori, che hanno eletto poi a nido d'amore e quindi hanno messo nome Biagio, il figlio, ed ha, come tutti i veneziani, alcuni momenti che io ho provato a definire come di languore introspettivo, non so se sia più o meno rispondente, se rende l'idea, cioè il veneziano ha dei momenti di caduta psicologica, cioè che cos'è sta caduta psicologica? È la bellezza di sta città che alla fine diventa intollerabile, no? Nel senso, io come dire, lo provo nella mia, parlo del veneziano in centro storico ovviamente in questo momento. C'è questo momento in cui la bellezza del contesto ti sovraccarica di se stessa, no? Ecco, e tu cosa fai? Un po' te la godi, ma insomma, ecco, c'è questo languore, ecco, lui è un po' così. Non ha ombre, diciamo, qualcosa c'è anche lui però, ecco, perché lui ha un fallimento alle spalle. Un fallimento che solo in questa vicenda qui, con il matrimonio con Daniela, riesce poi di fatto a rimuovere, che è un matrimonio andato male. Ed è un matrimonio andato male con Sandra, che è, come dire, raccontata
di un racconto, di una storia di uno dei precedenti libri, che per lui è stato sempre un magone che non è mai riuscito a buttare giù, a digerire, no? Soprattutto perché si dà la colpa di questa cosa, in quanto ritiene che questo fallimento sia imputabile soprattutto alla sua distrazione nei confronti della moglie, per aver pensato, come ahimè troppo succede, a volte succede, spesso succede, al proprio lavoro più che non ai propri doveri di, come dire, di rapporto con la. E quindi questa roba raddoppia il suo stato d'animo, quindi anche lui questa cosa. Quindi qua. c'è qualcosa. C'è qualcosa e con cui fa i conti spesso, ecco. Finalmente poi, non a caso, diciamo che nel racconto che precede il matrimonio, lui si chiude dicendo è veramente venuto il momento di votare, di ricominciare, no? Che era un ricominciare post-pandemico, ma era un ricominciare anche nel senso privato, di buttarsi alle spalle questa vicenda e cominciare una nuova vita con la sua compagna. Ecco, questo è un po' il prodromo di quello che succede poi nel racconto in questione. Grazie. Bene, insomma, questa Sandra si stufa. Sandra si È è un po' stufata. quello che io rimprovero sempre a Michele Catozzi, che invece ha scritto e ha inventato un investigatore che ha una moglie che è una santa. E che io ogni volta che leggo, perché io leggo, sono una lettrice beta, leggo prima i suoi romanzi, gli dico ma insomma, cioè, basta, questa qui non si ribella mai, cioè, non è possibile. Invece la Sandra si è ribellata. Oh, finalmente. Sandra si è ribellata. Questa è una gran bella cosa. Se Michele Catozzi ci ascolta, sai come la penso. Allora, veniamo al libro, entriamo un po' più nel dettaglio dei racconti. Allora, dopo questo ambientato in Marocco, ce ne sono altri 5. E il secondo ritorna a Venezia e lo spunto è tratto da una biblioteca veneziana, quella del seminario alla salute, il titolo è Secondo Marco e tutto ruota intorno ad una misteriosa sottrazione di una pagina strappata a un prezioso Vangelo che è conservato in questa biblioteca. Io che ho lavorato tanti anni in Marciana, qui sono andata a nozze perché ho trovato una bellissima idea, anche una soluzione molto complessa, insomma, che ho apprezzato molto. Ce ne vuoi parlare? Sì, anche qua una delle cose che mettevi anche in luce tu prima, Annalisa, è che la formula del racconto ti consente di focalizzare temi che ti piacciono, no? Che ti prendono, che ti appassionano, focalizzarli, metterli in evidenza, prendere il massimo dal punto di vista, diciamo, dell'essenza, della qualità e poi passare ad altro, no? Per cui io procedo spesso su cose che mi appassionano, su cui perdo anche il mio tempo a documentarmi, a leggere e così via. E una delle cose che mi appassionano è stata questa cosa dei rotoli di Qumran, no? Cioè, voi sapete che sono stati trovati questi rotoli di Qumran negli anni 40 del secolo scorso, vicino al Mar Morto, no? Da 2 ragazzi arabi che andavano nelle caverne del Mar Morto, hanno trovato degli otoli. Dentro questi otoli c'erano delle pergamene. E queste pergamene parlano, intanto sono datate primo secolo d.C. E parlano di una comunità, che è la comunità degli Esseni, che si aggiunge insieme ai Sadducei e ai Farisei alle 3 grandi divisioni che allora c'erano negli ebrei di Gerusalemme, solo che gli Esseni erano considerati un po' borderline, cioè erano i più radicali, li hanno presi e li hanno cacciati via dal Tempio e sono andati con tutta la comunità nel Mar Morto a fondare lì. Questi rotoli, dicevano, che cavolo c'entra questa cosa? C'entra perché sti rotoli danno la vita degli Esseni e tra le varie cose dicono che si purificavano con l'acqua, erano 12 tribù. Ciascuno dei 12 sedeva insieme ad una guida a pranzo, spezzavano il pane insieme e se lo dividevano. Avevano un motto che diceva
ama il tuo nemico. Allora uno dice, ma io queste robe le ho già sentite, insomma, no? E per farla breve, in sostanza, c'è un grande dibattito sul fatto che questi esseri, che la famiglia di Gesù Cristo, San Giovanni Battista sicuramente, l'ha detto anche Papa Ratzinger, ma anche la famiglia di Gesù avessero vissuto diversi anni in mezzo agli esseri, no? Questa cosa mi è piaciuta e praticamente ho scritto questo racconto in cui la pagina strappata è un Vangelo di Marco che è stato scritto in maniera molto simile a un documento ritrovato nei lottri degli Essei. Allora qualcuno sta pensando, ma Marco l'ha scritto lui lì dagli Esseni sta cosa, o ha copiato qualcosa che era già stato scritto prima? Cioè, c'è una disputa religiosa. Attorno a questa vicenda ho costruito questa cosa della pagina strappata, non ci sono morti, non c'è cadavere, però c'è un mistero che il patriarcato affida alle mani del nostro uomo e che porta poi in sostanza a situazione. Però questa voleva essere l'occasione, ecco, per parlare in termini giallo polizieschi di questa vicenda, che è una delle vicende che mi aveva appassionato. Questo racconto ha anche un'altra particolarità, che è quello che è più immerso nella pandemia. Lui è proprio quelle mascherine, si riuniscono ai giardinetti seduti su panche distinte, ai giardini Papadopoli, si collegano su Zoom, va a mangiare la pizza dopo aver fatto una preventiva analisi della situazione ambientale, cioè tutte le cose che abbiamo vissuto anche noi. Anche adesso. E mi piace molto però, ho cercato di tradurre quello che avevo visto a Venezia in piena pandemia, una domenica che mi sono mosso con la famiglia a camminare, e l'ho rimesso qui in questo esordio, in questo incipit del racconto. Nuvoloni di tarda primavera rendevano struggente la bellezza mattutina della piazza, evacuata dal lockdown. Le sedie e i tavolini dei caffè giacevano accatastati ai lati dell'immenso trapezio e nel vuoto profondo della prospettiva rari umani si spostavano frettolosi sotto il cielo gonfio di pioggia. Con il volto camuffato dalla mascherina d'ordinanza, Silvestri procedeva verso la basilica, calpestando greche e maseni abbandonati perfino dai piccioni. In quel silenzio dilatato ancora avvertì la sensazione che lo prendeva nell'attraversare il deserto cittadino, una sintonia sconfortante tra la desolazione ambientale e il proprio paesaggio interiore, tra l'intimo disagio e quel deficit di umano tanto innaturale da parere catastrofico. Devo dire che questo fatto che, come dicevo prima, il libro è figlio della pandemia, è inevitabile che l'autore trasferisca poi nel personaggio anche i propri stati d'animo, no? E i primi 3 racconti lui vive una situazione di difficoltà, cioè lui affronta il suo mestiere, i suoi gialli, si cimenta con la polizia, però per vari motivi è un po' ha qualche problema in sostanza, determinato. Nel primo caso dalla convalescenza che deve ancora c'è il braccio che gli fa male. Nel secondo caso queste mascherine che non riesce a sopportare e con questo clima di insieme che lo condiziona. Il terzo, ne parliamo, è anche questo una situazione un po' difficile per lui. Assolutamente sì. Direi emotivamente, anche affettivamente impegnativa. Sì, allora il terzo racconto si intitola Una vecchia storia. E la situazione è questa, Silvestri si trova a dover sistemare l'archivio di famiglia dopo la scomparsa della madre e in un incartamento trova una nota riservata. La madre era una telefonista e nel 1967 cosa fa?
involontariamente, collegando degli interlocutori, no, come si usava quella volta, con i famosi jack, involontariamente sente una conversazione e uno dei due interlocutori dice di aver messo a tacere qualcuno. A quel punto la madre si ritiene responsabile di questa informazione e vuole informare i suoi superiori. Ovviamente Silvestri, leggendo questa cosa, può resistere alla tentazione di andare a fondo di questo mistero, perché un altro degli aspetti fondamentali del giallo e del poliziesco è il mistero imperdonabile, così lo chiama Lucarelli. Il mistero imperdonabile perché un vero investigatore non ha pace finché non trova la soluzione al mistero, per questo è imperdonabile, non si può perdonare. Ecco, quindi ci vuoi raccontare un po' senza svelare troppo, ovviamente, perché poi non è facile parlare dei polizieschi e dei gialli, perché non si può dire troppo, ma qualcosa bisogna pur dire, e quindi siamo qui per questo. Certo, certo. Sì, grazie. Allora, dicevo prima che il dato dell'ambiente è un po' diverso dal solito, parlavo prima di Marrakesh, anche in questo racconto c'è un dato ambientale un po' diverso, perché il racconto si divide tra Venezia, Mestre e Trieste, no? Si divide tra Venezia, Mestre e Trieste, perché la telefonata che viene intercettata praticamente proviene da Trieste, cioè è una comunicazione tra Mestre, i compartimenti di Mestre e di Trieste. E quindi anche lì c'è una parte del racconto che si svolge a Trieste, tra l'altro città che io amo particolarmente perché ci ho lavorato diversi anni. Come si può non amare Trieste? È la mia seconda opzione assoluta. E quindi praticamente lui appunto, quindi c'è questo dato ambientale, no? E poi la ricerca di un qualche cosa che lo riporta al passato con qualche imbarazzo anche, perché lui deve andare dagli amici triestini a dirgli: scusami, andresti a vedere nel 67 se è successo qualcosa che, no? Insomma anche l'amico dice: sì vabbè, ma di che cavolo stiamo parlando, insomma, c'è qualche dato così. Però alla fine anche qua emerge una storia che riguarda un grande problema del mondo del lavoro che c'era stato in quegli anni e che si trascina fino ad ora, di un problema di sicurezza, diciamo, no? Del lavoratore, non dico qual è perché ve lo dovete trovare nel racconto, attorno al quale in pratica è girata poi quella storia che lui, di quella telefonata che era stata archiviata dai capi dell'azienda e che invece lui poi riapre e, come dire, fino a trovare una soluzione definitiva. Bene, con il racconto Mestre Murder Mystery torniamo a Mestre, torniamo nella nostra città. E è molto interessante questo sviluppo narrativo perché neanche dopo il pranzo di nozze questo povero Silvestri riesce a stare in pace, no? Perché un'altra costante dei gialli è che quando l'investigatore si muove ovunque vada succede sempre qualcosa, no? Si tira dietro questa cosa, no? Come una condanna, insomma succede che ci sono una serie di omicidi, il primo succede proprio quella sera, collegati da strani biglietti lasciati sul luogo del delitto. E qui l'idea è veramente divertente perché uno dopo l'altro Silvestri si rende conto che queste poesie, questi versi che vengono ritrovati sul luogo del delitto sono collegati attraverso l'autore al nome della via. Per cui ci sono versi di Ariosto, versi di Poerio, di Dante e di Carducci, sono tutte vie di Mestre. Questo l'ho trovato veramente geniale, se possiamo usare questa parola un po' importante, però è molto divertente e molto acuto e quindi mi piacerebbe sapere, questo rebus poi naturalmente verrà sciolto, come ti è venuta questa idea che è molto particolare.
Ma intanto anche qui un discorso di introduzione un po' più generale. Quali sono le ispirazioni che normalmente seguo per raccontare queste mie storie? Qualcuna l'ho già detto, il dato ambientale, l'osservazione del dato ambientale sicuramente. L'osservazione del dato sociale in certi aspetti, perché io, come dire, mi documento molto sugli atti della polizia, della DIGOS, della DIA, cioè tutta roba pubblica ovviamente, no? Per vedere quali sono i movimenti e le vicende ricorrenti nel nostro territorio della criminalità, no? Della criminalità organizzata, che mi serve poi per costruire storie fantastiche o fantasiose che però hanno un aggancio con la realtà. Questi due ambiti continuano ad esserci anche in questo libro, in questi racconti, però affiancati da un terzo ambito, che è quello che mi è venuto in mente dei grandi personaggi. Cioè ho trovato che i grandi personaggi della letteratura, della cultura, della nostra storia, tra l'altro molti dei quali in questi anni avevano qualche ricorrenza di nascita o di morte, potevano ispirarmi a raccontare qualcosa. Uno di questi sicuramente è stato Dante Alighieri, poi negli altri lo vedremo perché ci sono altri, posso anticipare, Leonardo da Vinci, Canova, lo stesso Daniele Manin, hanno in queste storie aleggiano, comunque hanno una presenza e fanno parte un po' di tutto questo mio approccio che ho voluto dare. L'idea del serial killer non l'avevo mai come dire, praticata, no? Per cui per me era una cosa nuova con cui ho voluto cercare di cimentarmi, di raccontare questa vicenda, farlo a casa mia, perché nel centro di Mestre, nel quadrilatero mestrino, e attraverso questo meccanismo che come è saltato fuori pensando a Dante in sostanza, soprattutto perché sono andato ad una conferenza sull'inferno e come spesso succede in sostanza da cosa nasce cosa, non è che mi sono messo a scrivere non con questa idea, avevo un'idea forse un po' diversa, però poi scrivendo mi è venuta questa roba dei poeti e quindi mi è sembrato anche a me un meccanismo che poteva essere interessante, perché appunto questi bigliettini indicano delle vie e danno dei messaggi subliminari all'investigatore su cosa potrebbe succedere la volta successiva, e quindi lui riesce poi a capire piano piano questa cosa e a trovare. Quello che mi interessava era quindi trovare l'ispirazione da un grande e cercare di calarla nel nostro contesto cittadino, ecco, magari nella maniera più originale che mi potesse riuscire. Bene, diciamo che come ambientazione territoriale accorperei gli ultimi due racconti, perché guardando il cielo siamo nella zona del Terraglio, mentre invece l'ultimo racconto, Silvestri e le verità parallele, si svolge in via Manin. E poi ci dirai magari qualcosa di questi ultimi due racconti, però in generale io volevo chiederti questo, determinato proprio dalla tua scelta di lavorare sul giallo, no? Dovrò citare di nuovo Lucarelli, ma insomma è uno dei grandi nostri giallisti italiani. Allora, lui sostiene da sempre che questa forma narrativa, il poliziesco, il giallo, anche il noir, è la forma narrativa più adatta a raccontare la contemporaneità. In realtà, cioè, non credo che ci siano stati periodi storici dove non sono avvenuti omicidi efferati, cose orribili, no? Però lui è convinto di questo. Tu cosa ne pensi? Visto che hai fatto appunto la scelta di, a parte un libro che non tratta storie poliziesche, di vedere la realtà, il nostro territorio, la nostra città e anche altri luoghi attraverso questa lente, questo filtro che è molto particolare e che fa emergere i lati peggiori dell'umanità, che comunque sono in tutti noi, no? Perché se non commettiamo
brutte azioni è perché abbiamo dei forti limiti, no? Riusciamo a controllare i nostri impulsi, che sono impulsi umani, no? Quelli di vendicarsi, quelli di dare sfogo alla propria violenza, perché la violenza esiste nel mondo, ognuno la sperimenta a modo suo, poi c'è chi la sublima scrivendo un giallo, ammazzando qualcuno sulla carta e senza farlo veramente, no? Questi sono lati umani che dobbiamo riconoscere e accettare in qualche modo, no? Certamente. Sì, rispetto alla visione di Lucarelli io sono totalmente in sintonia, in questo senso che la mia stessa esperienza è un po' di questo tipo, cioè io voglio dire, per me il giallista, come dire, il prototipo del giallista chi è? È quello che parte da uno schema mentale giallo, dove del giallo oggi ci sta veramente tutto, perché ci sarebbe anche un aspetto definitorio da affrontare, ma ce lo risparmiamo. Prende la realtà e lo adatta allo schema che lui ha in testa, dove c'è dentro una colpevole, una vittima, un'investigazione, una soluzione. Ecco, io se posso dire invece sono partito un pochino da un percorso, non voglio dire opposto, ma quasi, nel senso che a me interessava soprattutto parlare del mio mondo, cioè parlare della gente, della mia città, del mio tempo, delle persone intorno a me. E quindi ho adottato questo genere un po' come un punto di osservazione del mondo intorno a me, no? Aderendo a una modalità che oggi è in sviluppo all'interno di Gialli, che è il filone cosiddetto sociale. Qualcuno parla di filone sociale. Il giallo sociale, di cui Lucarelli peraltro è uno dei massimi rappresentanti, è proprio quello che cerca di adottare questo punto di osservazione per parlare del mondo, soprattutto nelle sue declinazioni più negative, no? La criminalità, ma non solo in questo, è anche un'osservazione un po' del mondo tout court. Qui ci sarebbe un altro capitolo da dire, ma sono proprio visioni personali, che quindi non so neanche se sicuramente possono essere non condivisibili, ma c'è anche un rapporto, secondo me, oggi da valutare, tra la narrativa gialla di questo tipo e il giornalismo di tipo d'inchiesta, no? Dove sembra che ci sia quasi un gioco delle parti, no? Per cui tu prendi il giornale e dici il giallo di Spinea è stato risolto, come il giallo di Spinea, cioè il giallo di Spinea. Ragazzi, calma, qui siamo di fronte a delle realtà che hanno avuto delle vittime reali, no? Cioè, ma cosa succede? Che il giornalismo spesso si appropria di terminologie, di modi espressivi che sono quelli della narrativa. E viceversa, sembra che alcuni giallisti, e nel nord-est siamo proprio per la vicenda di tumultuosa crescita e di presenza forte della criminalità che c'è nel nostro nord-est, ci sono figure di grande spicco, tipo Carlotto per esempio, tipo Hervas, insomma, no? Che sembrano voler supplire attraverso la narrativa ad una certa rilassatezza, posso usare questo termine, del giornalista d'assalto, cioè del giornalista d'inchiesta in sostanza. Non lo so se è vero, non voglio, come dire, qualcuno mi potrà dire stai dicendo delle stupidaggini, no? Però a me queste robe fanno pensare, c'è un po' un gioco delle parti qui, no? Cioè qualcuno, la narrativa che si occupa di ragionare della criminalità prendendola dal reale, e Vespa che fa vedere il plastico del delitto di Cogne. C'è qualcosa che non gira in queste cose qua, no? Cioè nel senso che c'è quasi l'appropriazione di due stili che non sono propri, no? Ecco. È un bene, è un male? Non lo so, ecco, era una riflessione che mi era venuta, che volevo fare, ma sicuramente confermo che questa visione del giallo sociale c'è, è in sviluppo secondo me. Non è una novità assoluta, perché se noi guardiamo alle nascite del genere, il primo racconto giallo, quello che viene individuato come il primo racconto giallo sono i delitti della Rue Morgue ed è di Allan Poe, della metà del secolo 800,
e Alan Poe sappiamo quanto radicato fosse all'interno della visione della Londra e dell'Inghilterra dei suoi tempi. È il primo romanzo giallo, da molti viene indicato nella il furto della pietra di luna, scusate, non è così, ma c'entra la pietra di luna, di Collins, Whitney Collins, che era dell'entourage di Dickens, che scriveva sulla rivista di Dickens, che è il più sociale, diciamo, degli scrittori di narrativa dell'Ottocento. Quindi vuol dire che questa sensibilità c'era già agli albori. Poi ci sono seguite altre strade, nobilissime e di grandissimo interesse, però ecco, questa ripresa della dimensione sociale forse non è anche da ricollegare a una delle possibili caratteristiche iniziali del genere in questione. Dico due parole sui due racconti. Ne hai facoltà. Ho facoltà? Grazie. Vabbè, guardando il cielo, a me mi è piaciuta questa roba di Leonardo da Vinci, perché soprattutto mi sono letto delle robe che hanno praticamente, c'è una teorizzazione di taluno che dice che le 5 fasi dell'apprendimento individuate da Leonardo e applicate nell'osservazione dell'uccello per applicarle al volo umano, quindi osservazione, imitazione, sperimentazione, verifica e modifica dello stile, prese di sana pianta, possono essere le 5 fasi di autoapprendimento dell'intelligenza artificiale, cioè si possono prendere e applicare all'intelligenza artificiale. Autoapprendimento, che significa soggettività tecnologica, come viene chiamata, cioè non, come dire, operatività indotta dall'informazione dall'uomo, è la fase di autoapprendimento e di autodeterminazione. A me sta roba mi è piaciuta tanto. E ho scritto questa storia dove c'è un assassino che non a caso colpisce la vittima, poveretto, è il direttore di un supposto studio di Leonardo a Venezia, e in pratica poi saltano fuori queste vicende che girano attorno ad alcune motivazioni che hanno a che vedere un po' con questa collegamento che vi ho indicato. In un ultimo racconto, quello di Le verità parallele, che appunto si svolge in via Manin, con una scena anche all'interno del nostro bellissimo forte Marghera, no? Dove sono state scritte una delle pagine più gloriose della Repubblica di Manin, e lì invece ho voluto parlare un po' delle correlazioni tra la delinquenza e il mondo dell'economia, con l'utilizzo di meccanismi di evasione fiscale risaputi, ampliati, più volte verificatisi, in sostanza tipo come le cartiere, tanto che c'è l'evasione dell'IVA, eccetera, eccetera, che determina poi un omicidio, un assassinio, eccetera. Il punto era quello un po' di vedere l'illegalità diffusa nell'attività dell'economia in pratica, con questo assassinio che avviene proprio in via Manin, vicino alla lapide che ricorda come lui avesse cominciato qui da noi la sua attività forense. Questo è un po' il quadro. Non so se... Ma io direi che vista l'ora mi pare che abbiamo illustrato bene tutti gli aspetti di questo libro e anche della scrittura di Vianello. Se c'è qualche richiesta, qualche domanda, qualche curiosità da parte del pubblico, altrimenti ci possiamo anche salutare. Qualche curiosità, qualcosa? Il libro è lì ed è in vendita, quindi lo potete acquistare, l'autore è disponibilissimo a fare le dediche, a renderli unici. Non ci sono domande perché la presentazione è stata più che esaustiva, direi. Troppo? No,
Forse ci sarebbero più domande se magari avessero già letto il libro e forse manca la lettura che ho finito oggi in tempo giusto. Ah sì? Sei riuscita? Sono riuscita, sì, apprezzata Ecco, molto. c'è una domanda. Mauro, ok. Allora, dalla tua prima uscita, dalla prima serie di racconti a questo, come è maturato il testo? È maturato nel senso che ha superato alcune contraddizioni, dal punto di vista personale, dici, ha superato alcuni problemi, cioè quegli scogli di cui parlavo di tipo privato, è riuscito sicuramente a crescere in sostanza. Sarebbe bello parlare di Daniela, ma io non voglio adesso perché è un altro capitolo, perché il ruolo di Daniela l'abbiamo tenuto un po' ai margini e invece Daniela ha un ruolo importante perché essendo lei una giornalista economica non è soltanto la partner affettiva del nostro uomo, ma spesso è anche la sua interfaccia con cui si consiglia, il suo consigliere, e quindi questo rapporto lo ha riequilibrato in sostanza, sia dal punto di vista privato che dal punto di vista anche professionale, dove spesso l'aiuto della sua donna risulta anche in questi racconti, proprio l'ultimo è un esempio, quello delle vite parallele, le verità parallele. Il ruolo di Daniela è assolutamente decisivo, quindi direi che il rapporto con lei è stato benefico in sostanza. Io per salutarvi voglio leggere 2 righe che sono di un grande, che per me è un mito, che è Calvino, che dice questo: chi siamo noi? Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di esperienze, di informazioni, di letture, di immaginazioni? Ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario d'oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili. Ecco, mi pare che la fotografia che dà questo pezzo delle elezioni americane sia, come dire, per dei lettori, per degli amanti della cultura e della letteratura, sia abbastanza azzeccata. Il Calvino che ritorna anche all'inizio di uno dei racconti, hai una citazione all'inizio di un racconto che... Sì. Sì. Leggerezza. E ci sono, devo dire, delle frasi tue che invece potrebbero essere benissimo usate come citazioni o come aforismi, perché devo dire che hai una scrittura che anche ha questo, da cui si può estrapolare la frase motivazionale, chiamiamola così, come si usa adesso. Allora vi ringrazio per essere stati con noi questa sera, abbiamo l'onore di avere anche l'editore Carlo Mazzanti tra noi, è sempre un piacere quando anche l'editore partecipa. Posso dire un particolare? Anche 2? Cioè a noi chiedono, sì, il libro certo è richiesto, ma tutti ci chiedono se è in vendita il quadro, voglio dire. Ecco. No, perché devo dire che è talmente bella la copertina, io... Ormai ci ha abituato ad avere le copertine di Marinella. Una cosa non abbiamo detto a proposito, mi scusi, sì, che è importante, un'altra cosa non abbiamo detto, che c'è un aspetto multimediale nei libri, non solo in questo, per cui con dei QR code si può ascoltare, per chi ha acquistato il libro e lo utilizza col cellulare, si può ascoltare il racconto dalla voce dell'autore. Ecco, quindi questa è una novità particolare tecnologica che è stata immessa nell'edizione a stampa e anche probabilmente in quella ebook, credo, no? O no? In quella ebook? Perché io vado sul cartaceo, lo confesso. Non credo. No, solo nel cartaceo. Sarebbe impossibile. Quindi solo nel cartaceo. Invece a stampa si scarica
un'app che è nostra, Sì. che si chiama ML e si può ascoltare il libro. Meta Il libro libero. non è voglio dire, no, un libro letto da un attore, non vuole essere un libro che si acquista per ascoltare, è un servizio che la persona che ha scritto il libro dà a delle persone, soprattutto non per evitare la lettura, perché la lettura è faticosa, ecco, ma per le persone che sono in difficoltà nella lettura, quindi chi non vede, chi è ipovedente, chi è in difficoltà perché è ricoverato in una casa di riposo, in un ospedale. Questa è un po' la finalità del meta libero. Poi oltre alla lettura c'è in realtà c'è un po' la possibilità di inserire gallery fotografiche, ma anche dei video, ma anche un sottofondo musicale volendo. Qui si va un po' oltre la forma libris, ma si apre un discorso che sulla tecnologia, la lettura, la cultura che non è il caso di affrontare questa sera. Io però ringrazio Guido, perché non abbiamo detto che Guido è anche il direttore della nostra collana, diciamo, giallo e nero, e quindi lui poi trova anche il tempo di leggere delle proposte che ci arrivano e che vengono girate a lui perché ci dia un giudizio iniziale, insomma. Quindi è una persona squisita, Modesta, perché non ci aveva detto di questo ruolo. modesta, anche perché insomma diciamo che tra il riconoscimento di Mattarella e il fatto di essere sì. direttore di Giallo e Nero, diciamo che ha preferito ritrovare Mattarella. Io poi qua stasera sono circondato da autori miei, Ciancimino, Sì. Mazzariol che ha scritto Metamauco, un bellissimo libro ambientato a Venezia, voglio dire che speriamo insomma, no, abbia il successo che hanno avuto i libri di Guido. Se devo fare, faccio lo Sgarbi della serata, cioè un difetto di Guido, è buono, troppo buono, cioè quasi quasi lo propongo come segretario del PD, voglio dire, insomma, no? Nel senso che lui proprio è buono, non è misogino, cioè voglio dire, cioè anche prima, no? Cioè voglio dire, la moglie di Maigret, di Simenon, no? È una pia donna, cioè quando lo leggi dice è troppo perfetta, voglio dire, insomma, no? Qualche volta, cioè se noi dobbiamo votare segretamente su il record di rompicoglionismo, voglio dire, noi tre maschi che siamo qui a voto segreto non abbiamo dubbi sul fatto che le donne insomma ci battono 50-0, voglio dire. Poi non lo possiamo mai dire davanti a una giuria, anche perché poi a noi non ce ne frega niente, non dobbiamo essere eletti, non dobbiamo essere simpatici, quindi però lo diciamo, voglio dire, tu ridi, vedi che ti scompisci. Te l'ho detto che volevo fare lo Sgarbi questa sera, insomma, voglio dire. Quindi magari in un prossimo libro un po' di cattivismo in più, voglio dire, nel senso che poi tu hai tirato dottamente in ballo questi tuoi predecessori più o meno del tuo livello, insomma Conan Doyle, tutte queste cose qui, no? Ma anche, voglio dire, adesso Sofocle, l'Edipo Re è un giallo strepitoso, voglio dire, no? Ma cattivo, tanto cattivo, insomma, la vicenda è cattivissima, voglio dire, insomma, no? Quindi, se magari questo commissario avesse un po' meno sensi di colpa, no? Magari... cioè, voglio dire, insomma, oppure un altro personaggio, voglio dire così. Poi non è che sto votando per la misoginia, no, si può anche, non so, un po' di omofobia, cioè, voglio dire, no, sto scherzando assolutamente, è un riconoscimento, ecco, vedi, poi c'è il senso, completamente il non senso of humor delle donne, che più sono colte meno ce l'hanno. Ricordo anni fa una festa della donna, ho detto io amo pazzamente le donne perché sono diventate premi Nobel, filosofe, eccetera, eccetera, però poi quando vanno a un distributore automatico, cazzo, è una tragedia, non deve arrivare un uomo ad aiutarle. Ho avuto 250.000 post che mi dicevano sei una testa di e tutte queste cose qui, cioè senso of humor
femminile. Te la sei affidata. Dobbiamo tornare ad Hannah Arendt più o meno, insomma, per avere qualcosa. Grazie Carlo, grazie. Il libro è stato detto, se qualcuno Sì, il vuole, libro è disponibile scontato, per chi 15 lo euro, volesse. lo volesse. Vi ringrazio di essere stati con noi, vi do appuntamento a mercoledì prossimo per l'ultimo appuntamento prima della pausa natalizia, in cui avremo ospite Alberto Lavoradori che ci presenterà il suo Orti. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.